Assessore Vito, oggi ha effettuato un sopralluogo ad Ospedaletto per verificare la messa in sicurezza dell'argine del tagliamento e poi ha visitato la Roggia dei Mulini. Ci spieghi un po' di cosa abbiamo visto? Abbiamo visto due interventi molto importanti che tra l'altro rispondono a delle richieste che erano venute fortemente da questa comunità, quindi oggi essere qui a Gemona e dare insomma così un riscontro anche di opere che effettivamente sono arrivate alla loro conclusione, realizzate a regola d'arte, penso che sia senza dubbio un aspetto molto importante. Sul tagliamento c'era la necessità quindi di contrastare questa erosione spondale che insomma poteva avere anche delle ripercussioni in termini chiaramente di sicurezza. Si sta facendo un lavoro che nel giro di ormai breve tempo sarà effettivamente completato e grazie alla collaborazione con il Consorzio di Bonifica della Pianura Friulana e con le ditte che sono state coinvolte nella realizzazione di quest'opera, penso veramente che si sia fatto un passo in avanti in quello che è il concetto proprio della prevenzione contro il discorso del rischio idrogeologico, quindi un lavoro sicuramente utile che ormai è in fase ultimativa. E poi invece nella Roggia dei Mulini qui a Gemona c'è stato un intervento diverso, ma sempre un intervento di manutenzione. Stiamo parlando di un'importante opera di pulizia di questo corso d'acqua che corre proprio, lambisce le case, quindi proprio nel centro del paese, e il lavoro fatto è veramente importante, cioè si nota ormai anche qui un lavoro che è praticamente finito, effettivamente, che ha riportato la Roggia alla sua corretta funzionalità in modo da garantire al meglio quello che è il regolare del flusso delle acque. Sono convinta che poi questa manutenzione, se mantenuta costante nel tempo, garantirà che questo corpo idrico sia mantenuto così assolutamente efficiente.